Bortoin, Oh, buongiorno. buongiorno. Allora, che ci dice sulla querela tra il ministro San Giuliano e la pompeiana Maria Rosaria Boccia? Non usare termini offensivi contro le donne. Va bene? Ma quali offensivi? Pompeiana nel senso che è di Pompei. Mi avevo capito tutta un'altra roba. Ma ti che te sa, la Boccia, per caso, gai anche una sorella? Non mi pare, ma perché voleva saperlo, scusi? È perché ogni volta che arrivava e diceva ma guarda che due bocce, volevo saperlo. Bortoin, lei è incorreggibile. Però dai, ci dica il suo pensiero su questa vicenda di San Giuliano. Ma San Giuliano, se un ministro che già era in giuria al premio Strega e non aveva letto neanche un libro? Eh sì, è sempre lui. Oh, Strega è già meglio che leggesse un libro e che lasciasse perdere a Strega, secondo me. Bortoin, vada al dunque. A parte il fatto che gli ha detto che non era neanche tanto bravo con la Boccia, gli ha detto Drago spia. Dago Spia, il giornale vorrà dire. Sì, Drago spia, il giornale, ha detto boccia il ministro San Giuliano. Forse lei voleva fare bisboccia. No, comunque, a parte tutto, non stanno barme battute. La Boccia ha detto che all'inizio della sua relazione con il ministro lui è venuto a Pompei 6 volte. Non ho capito il senso. Bortolini, per favore, andiamo avanti, altrimenti qui non ne usciamo più. Appunto, comunque, di politica non me ne intendo, ma qua che se a Sant'Anché, San Giuliano, ha un ministro che si chiama Paolo Sisto, ma me pare che non sia Reion. Allora ci dica cosa ne pensa del fatto che la Boccia ha proposto anche la chirurgia estetica prematrimoniale. Sembra una bella iniziativa. Il corso matrimoniale ho fatto con Don Gino, adesso è femmine e me per tutte sorelle. Come sorelle, scusi? Sì, perché erano tutte quante gli avari che pardo canoti e guance che per quelli del criceto e tette che pardo baoni. Mi preferisco mia moglie. Mi toccano in circa 20 cm più sotto per trovare tette, ma il manco è se autentiche. Ascolta, adesso lasciami star che devo andare a seminare radiccio. Sempre meglio seminare verdura che seminare zisania come che te fatti. Bortoin, aspetti! Ha sentito l'ultima ora? Il ministro San Giuliano si è dimesso. Ah, se era rimesso? Non sapevo neanche che stesse malmi. Beh, meglio così. No, ma questo veramente, ma dove l'hanno preso?